Fabio Caramel, appena premiato dal Comitato Regionale Veneto LND per il suo gesto che insomma non possiamo definire eroico perché il presidente Ruzza non vuole, ma comunque esemplare, donatore di midollo osseo, ha rinunciato alla partita contro l'Arcella. Fabio Caramel dello Spinea. Fabio, ti chiediamo l'importanza insomma di questo gesto, soprattutto della risonanza che ha avuto a livello mediatico. È uno spot diciamo fondamentale per sensibilizzare sulla donazione. Sì, sono molto contento dell'effetto mediatico che ha seguito la cosa. Ovviamente non ho contattato nessun giornalista, nessuna televisione in questo. La notizia è passata, la notizia è piaciuta per la novità del gesto, ma soprattutto perché sono riuscito in qualche modo a far capire che donare midollo non è assolutamente niente di impossibile, è fatto tutto nella massima sicurezza e quindi tutti noi possiamo farlo. Quindi è importante che il messaggio passi a quante più persone possibili, perché alla fine in queste occasioni salvare una vita attraverso la donazione di midollo è pura matematica. Più persone siamo, più la probabilità di salvare persone aumenta. Marco Giacomini, portiere del AC90, anche egli premiato quest'oggi a Marghera nella sede del Comitato Regionale Veneto, anche egli donatore di midollo osseo. Anche se insomma Marco non ha avuto la risonanza mediatica che ha avuto per Fabio il tuo gesto, resta importantissimo insomma, soprattutto per trasmettere il messaggio, per far arrivare il messaggio a chi lo deve sentire, per sensibilizzare sulla donazione del midollo. So che non ami molto la vetrina mediatica, però insomma in questo caso è importante appunto parlarne. Sì, come ha detto lei, non amo far pubblicità a me. La pubblicità va fatta al gesto che, come ho detto prima durante la premiazione, non è niente di che per noi donatori, è una cosa semplicissima, diversamente dal luogo comune si sopravvive, non si ha nessun tipo di debilitazione fisica, però si mette un tassello importante nel salvare la vita a un'altra persona, per quanto più piccolo sia, perché la ricerca e i medici mettono il grosso del lavoro. Noi purtroppo, per fortuna, mettiamo questo tassello fondamentale. Siamo con il presidente Giuseppe Ruzza al termine della premiazione che ha visto protagonisti due atleti eroi, anche se il presidente non vuole usare questo termine, Fabio Caramel e Marco Giacomini, insomma donatori di midollo osseo che insomma hanno meritato di essere premiati dal comitato. Presidente, è stato un bel evento, un bel incontro, anche per sensibilizzare insomma, su un tema importante come quello della donazione. Allora, insisto che secondo me non sono degli eroi, sicuramente sono dei ragazzi esemplari sotto ogni punto di vista. È stato uno dei più bei momenti della mia presidenza, ma anche della presidenza del settore giovanile. Parlare con dei giovani che hanno questi valori per me è propedeutico a un futuro migliore, ti dà la carica. E siamo orgogliosi come consiglio direttivo aprire un consiglio direttivo con questi ragazzi, perché sono veramente eccezionali, umili, semplici, determinati, e quindi questo è il futuro del nostro calcio. Il calcio che è sempre bistrattato è invece un calcio solidale, un calcio che dà valori, un calcio che dà meriti a tante persone. Quindi grazie a questi ragazzi che ci hanno onorato della loro presenza con i genitori e con i presidenti delle società, il massimo. Questo è veramente uno sport fondamentale per il Comitato Regionale Veneto e non solo per il Comitato Regionale, credo per tutti.